Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Su Entu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Di rigore anche questa settimana Panorama Sardo si apre facendo il punto sulla vicenda che ha coinvolto con l'avvio del nuovo anno il vertice della politica regionale. Mentre è annunciato per i prossimi giorni il deposito del ricorso della Presidente Todde alla cancelleria del Tribunale Civile contro l'ordinanza in giunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale, finalmente, dopo 2 lunghe settimane di silenzio assoluto, nella mattinata di venerdì si è fatto vivo sulla clamorosa decisione che dal 3 gennaio ha coinvolto la Presidente, il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte. Ho letto le carte e il provvedimento del Collegio di Garanzia e ho consigliato di citare per danni i firmatari che a maggioranza hanno deliberato la decadenza di Alessandra Todde. Noi confidiamo sempre nella magistratura, continua Conte, ed è per questo che le ho suggerito di chiedere al Tribunale Civile di pronunciarsi perché accerti se ci siano dei profili di colpa dei firmatari del collegio operativo nella Corte d'Appello di Cagliari, che è un organo amministrativo, per avere tratto una conclusione palesemente illegittima e infondata, che non ha riscontro in nessuna previsione di legge. In linea i consiglieri della maggioranza consiliare, con in prima linea il presidente Piero Comandini, che si è schierato senza mezzi termini con la padrona di casa a Villa Devoto. Non si è fatta invece attendere la risposta dei rappresentanti della minoranza in assemblea consiliare sarda, che sottolineano che senza il provvedimento di un giudice la Presidente Todde va dichiarata decaduta e che il Consiglio regionale non può che prenderne atto perché ad oggi non c'è la minima possibilità di andare oltre tempi ragionevoli per la presa d'atto della decadenza della consigliera Todde, che comporterebbe la fine della 17ª legislatura. Paolo Truzzu, principale avversario nella chiamata alle urne dello scorso febbraio, è stato il più duro. La Presidente, con le sue dichiarazioni, ha affermato 2 cose talmente differenti ai magistrati e le ha anche messe per iscritto. Molti provvedimenti sono pasticciati, sono fatti con superficialità e questa è la cosa